Consueto appuntamento di fine anno, bentrovati con il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Buonasera Presidente, bentornato con noi. Buonasera. Allora, partiamo, la prima domanda è scontata. Che 2022 è stato? Un 2022 che finalmente ci rivede vicini, perché insomma negli ultimi 2 anni eravamo abituati a stare molto distanti per chiaramente il distanziamento Covid. Addirittura nel 2020 abbiamo deciso di fare l'intervista di fine anno con la mascherina perché è stato il simbolo insomma di questo periodo storico. Che 2022 invece è stato? Il 2022 che ha sdoganato completamente le relazioni umane dalle difficoltà che hanno vissuto gli anni precedenti, il 20 e il 21. Anche se nel 2022 c'è stato comunque ancora gli ultimi colpi di coda della pandemia, però bisogna dire che il 2022 anche ha dato una grande dimostrazione della comunità regionale, sia le famiglie che le imprese, ma tutta la comunità, di grande risposta rispetto ai problemi, perché poi registriamo dal punto di vista macroeconomico dei dati positivi per la nostra regione, sia in termini di export che è aumentato, ma sia in termini di produzione industriale, che ha fatto sì che la ricchezza della regione fosse tra le più alte in Italia e l'Italia tra le più alte in Europa, tanto che insomma abbiamo avuto nel corso del 22 anche tante risorse aggiuntive, frutto proprio di questa capacità della nostra comunità di dare risposte. Quindi devo dire, tutto sommato è stato un anno di risposte, ecco, di capacità di reazione, perché poi nel 22 abbiamo avuto anche le difficoltà del caro energia, la guerra, eccetera. Quindi insomma il combinato disposto ha creato tanti problemi, ma a questi problemi i friulani e i giuliani, la nostra comunità regionale ha saputo dare una risposta. Ecco. Comunità che ha saputo anche accogliere, non con numeri importanti, perché comunque il Friuli Venezia Giulia è una zona di transito, pensiamo ai profughi dell'Ucraina che sono passati per i nostri confini e in questo senso molti hanno donato, si sono recati, insomma è stato un segnale importante anche quello. Sì, diciamo una bellissima immagine di solidarietà concreta in tempi brevi dopo l'invasione da parte dei russi. La nostra regione, le nostre comunità, le nostre associazioni, i nostri comuni hanno dato grande capacità di solidarietà, di accoglienza, anche in maniera spontanea, devo dire, poco organizzata. Poi noi siamo arrivati dopo, nella fase del sostegno e dell'organizzazione, ecco, veramente un moto spontaneo diciamo, di attenzione nei confronti delle difficoltà degli altri. È stato un bel esempio di una comunità solidale che pur nelle difficoltà si accorge e dà risposte a chi ha difficoltà maggiori. In questo senso, so che è un tema a lei molto caro, quello dell'Europa. Lei ha sempre detto che deve essere un'Europa dei popoli, fondamentalmente, non dei burocrati. E questa è l'occasione giusta? Ma credo che anche se al momento diciamo che non sta andando proprio magari dico proprio quello che sta avvenendo oggi in Europa, in cui insomma si scoprono queste pressioni, tutto diciamo, da valutare dal punto di vista giudiziario, però insomma oggi leggiamo sulla stampa la crisi, voglio dire, di un modello europeo basato sui cooptati, sulle persone nominate, voglio dire, su chi cerca in maniera non democratica, perché non è eletto, di incidere sulle scelte dell'Europa nei confronti di altri paesi. Credo che stia a testimoniare proprio l'urgenza, devo dire, il bisogno, la necessità che si passi dall'Europa degli stati, dei burocrati, dei tecnocrati, di gente che aveva allontanato il sogno d'Europa dei cittadini, perché non si capiva chi decideva che queste persone si occupassero di queste cose. Molte volte c'è un percorso di autonomina insomma, che porta poi anche a questi rischi. Io credo che invece va con forza rilanciato proprio l'idea di un'Europa fatta di comunità e regioni. L'Europa oggi in questo sistema mondiale è necessaria per potersi confrontare alla pari con altre superpotenze, la Russia, la Cina, gli Stati Uniti, l'India, il Brasile, eccetera. Non possiamo andarci come singolo Stato, neanche la Germania ha la forza. Quindi l'Europa è sicuramente geopoliticamente un riferimento importante. Però in questa Europa devono comandare più che gli Stati, che molte volte sacrificano l'interesse europeo a interessi parziali di Stato, visto che c'è poi il sistema che bisogna essere tutti d'accordo, anche un paese come Cipro può mettere il veto rispetto ad alcune scelte. Allora credo che proprio
perdere di forza, diciamo così, l'arroganza statuale, cioè la rappresentanza degli stati, pur in uno stato unitario, per carità nessuno mette in discussione questo, ma devono essere sentite più le voci delle comunità regionali, perché un'Europa delle regioni fa sì che si perda un po' quella, diciamo così, quell'arroganza degli stati nel sogno europeo e si facciano più gli interessi di comunità che molte volte quelle regionali riguardano anche più stati. Se io penso al Friuli Venezia Giulia ragiona sia con la Slovenia che la Croazia, con la Carinzia, e abbiamo interessi comuni, identità comuni, e quindi possiamo portare l'interesse di questa comunità interstatale fatta di comunità regionali a sostegno di una politica europea che sia più efficace e più efficiente. E poi bisogna tornare a un'Europa che sia rappresentata democraticamente, cioè il Parlamento europeo, che è l'unica istituzione che viene eletta, deve avere potere. Oggi non ha potere legislativo, meno potere alle commissioni e ai consigli capi di Stato e di Governo, che invece, appunto, come dicevo prima, molte volte si scontrano su interessi nazionali rispetto all'interesse europeo. Quindi non un sono rilancio... liberi di decidere nell'interesse comune, ma decidono nell'interesse dei molte singoli volte stati. sì, rischiano di essere, diciamo, almeno quantomeno influenzati dall'interesse anche del consenso del proprio Stato su alcune decisioni. Invece credo che a livello regionale non abbia di questa preoccupazione, perché l'interesse regionale si gioca sullo sviluppo, sul progresso di comunità che molte volte, come dicevo prima, collaborano con comunità che stanno in stati diversi, e quindi credo che questo senso di un'Europa fatta dai popoli e delle regioni oggi più che mai, anche con la crisi che l'Europa sta vivendo in questi giorni, possa essere la soluzione per tornare al vecchio sogno del popolo europeo, del cittadino europeo che aveva Altiero Spinelli, Schuman, Adenauer. E in questo senso devono essere i consigli o le giunte regionali protagoniste? Ma diciamo questo perché potrà già immaginare la domanda successiva. Io credo che se noi parliamo di rappresentanza debba essere il Consiglio regionale in questo. Poi le giunte hanno una funzione di mettere a terra progetti, programmi, di entrare nella fase esecutiva, ma la fase di indirizzo, la fase di una visione strategica, come molte volte oggi l'Europa ci richiama, bisogna avere una visione che vada al di là dell'immediato per avere, cioè, un traguardo, diciamo così, quantomeno di alcuni decenni, cioè di immaginare l'Europa del futuro. Credo che, diciamo così, gli attori principali, anche dal punto di vista della responsabilità, risiedano su chi sono i rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini, quindi, insomma, dal potere legislativo. Quindi, non pensa che da quando è stata decisa l'elezione diretta del presidente della regione, quindi parliamo 2003, la prima, se non ricordo male, sì, con Riccardo Illy, poi ci fu Tondo, poi ci fu Serracchiani e adesso Federica, il Consiglio abbia perso potere? So che voi siete anche intervenuti in questa legislatura in questo senso. Sì, è chiaro che... forse anche perché c'erano presenze molto forti a livello di presidenza. Certo. Sì, diciamo che è, diciamo così, l'equilibrio tra i poteri, no? E anche tra, voglio dire, tra funzioni. Ed è sempre difficile trovare, cioè o aumentiamo la rappresentanza e quindi diamo più potere ai rappresentanti, o aumentiamo la governabilità. Cioè, qual è l'equilibrio? Cioè la capacità di poter incidere senza essere, diciamo così, influenzati dalle maggioranze, eccetera. Su questo si è giocato gran parte della politica degli ultimi decenni, l'elezione diretta del sindaco, del presidente della regione, molti parlano di presidenzialismo anche a livello nazionale. Ecco, è chiaro che io credo che il senso proprio della democrazia sia sul giusto equilibrio e il rispetto tra il potere esecutivo e il potere di rappresentanza. E quindi però sta anche al Consiglio avere l'autorevolezza di poter in qualche modo incidere. Devo dire che in questi 5 anni noi abbiamo fatto un percorso diciamo di definizione di una responsabilità del Consiglio, tanto che abbiamo approvato proprio quest'anno una legge all'unanimità sull'autonomia del Consiglio, cioè sulla capacità del Consiglio di potersi organizzare all'interno, diventando attore principale delle proprie scelte, in ottica diciamo, di rapporto, voglio dire, alla pari con la Giunta regionale. Devo dire che anche il Presidente Federica su questo ha sempre molto rispettato il ruolo del Consiglio. È chiaro che l'elezione diretta pone, voglio dire, uno squilibrio dove, nel senso che dico, non c'è la possibilità da parte del Consiglio di poter intervenire sulla sostituzione dell'esecutivo come era una volta, perché se l'esecutivo va a casa, si vanno a casa. Come succede a livello nazionale. Ecco, quindi questo fa sì che sulla parte, voglio dire, più della gestione, una volta il Consiglio entrava molto di più anche nella determinazione degli esecutivi e quindi aveva anche un ruolo
fra virgolette improprio che era quello esecutivo. Oggi i ruoli sono molto chiari, sono anche, devo dire, ben definiti, anche come dicevo prima, nell'ultima legge che abbiamo approvato in Consiglio regionale sull'autonomia del Consiglio, e poi stai sempre ai soggetti, sia essi consiglieri, assessori o presidenti, poi far emergere fino in fondo la dignità e la capacità dei ruoli che rivestono. Quindi ci sono consiglieri che sanno fare bene i consiglieri, assessori e anche di Quindi non viceversa. puntare al fatto proprio della Giunta, ma a far sì che sia una legge proposta dal Consiglio. Ecco, Questo può essere il traguardo per la prossima legislatura? Sì, diciamo che dal punto di vista della produzione legislativa, essendo l'iniziativa sia in capo alla Giunta che può proporre al Consiglio delle norme, ma sia anche autonomamente dal Consiglio, bisogna dire che noi abbiamo avuto in questi anni, diciamo, un equilibrio. Il Consiglio comunque ha fatto alcune proposte di legge, certo Però meno di quelli perché è chiaro che molte sono state portate agli assessori, però, per accelerare, magari giustamente anche. Molte sono iniziative, di più sono state quelle iniziative della Giunta, è chiaro, perché poi la Giunta ha necessità di concretizzare alcune scelte gestionali in previsioni normative. Però credo che, insomma, poi dal confronto in Commissione, dal confronto in Consiglio, dico, anche alcune, diciamo così, prese di posizione della Giunta sono state modificate dall'intervento del Consiglio, integrate, migliorate, insomma. Quindi c'è stato un rapporto alla pari, devo dire, e sempre di più, secondo me, la qualità legislativa, che è un altro dei cavalli di battaglia, la cosiddetta better regulation, fare delle leggi semplici che servono ai cittadini, non complicate, che non rimandano a tante altre leggi. Ecco, questo percorso di semplificazione può essere un percorso la cui responsabilità può risiedere proprio nel Consiglio, e mi auguro che il futuro Consiglio faccia ancora ulteriori passi in questo senso, fare delle leggi che siano comprensibili, che siano efficaci, efficienti, e siano delle leggi che semplifichino la vita ai cittadini, alle cittadine e alle imprese di questa regione. Noi invece dobbiamo semplificare un attimo la pubblicità, torniamo veramente prestissimo, ovviamente non cambiate, restate con noi perché adesso parleremo di Friulano e di famiglia. Bentornati in studio con la consueta intervista di fine anno con il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Presidente, fra l'altro l'ultima, perché sì, l'ultima almeno intervista di questa legislatura, poi chissà, le elezioni sono sempre un importante momento di democrazia, ma anche di decisioni. Abbiamo anticipato Friulano. È stato questo, diciamo, gli ultimi mesi sono stati un po', le ultime settimane, insomma, sono stati un po' frizzanti per quanto riguarda il friulano, però c'è stato un lavoro molto lungo per elevare quella che è una delle 3 lingue che creano l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Sì, delle 4, compreso l'italiano, sì. No? Quelle lingue minoritarie che di fatto sono i pilastri, 4 pilastri su cui si è stata costruita, si sostiene e avrà molto successo in futuro l'autonomia e la specialità di questa regione. Noi siamo speciali e quindi abbiamo una responsabilità di gestire le nostre risorse proprio in funzione del fatto che siamo una regione con 4 lingue minoritarie, insomma, perché sono tutte minoritarie una rispetto all'altra. No, sono molto contento, al netto delle altre lingue, insomma, lo sloveno è molto sostenuto, sul tedesco si sta facendo un grande lavoro, ma devo dire che in questi 4 anni credo che si sia apprezzato un impegno da parte, ecco, del Consiglio regionale, anche della Giunta con l'assessore Roberti, del Presidente Federica, su un rilancio dell'importanza anche del friulano stesso, per cercare di farlo diventare non una lingua residuale o che guardi al passato, ma come una lingua veicolare, cioè una lingua che possa in qualche modo essere usata nella vita quotidiana di ognuno, sia per i fatti di cronaca, quindi tutto il lavoro è stato fatto sulla RAI perché ci fossero delle notizie, finalmente dei programmi in friulano in RAI, sia nella scuola. Telefriuli, mi permetto di ricordare Telefriuli, no, ma dicevo prima, Telefriuli un grande impegno, la striscia quotidiana, anche per i bambini, tutta l'attività sui cartoni animati, l'ultima sulla stampa, finalmente un settimanale, La Voz dai Furlans, fatto sempre dalla vostra società, che insomma fa diventare la lingua quotidiana. Penso all'ultimo congresso che ha fatto la società tecnologiche e scientifiche furlane, anche su tutto, voglio dire, anche un utilizzo del friulano nella tecnica, nella scienza, cioè quindi per arrivare insomma a far sì che ormai, voglio dire, nell'opinione pubblica si è capito l'importanza di usare questa lingua come, diciamo così, opportunità, oltre che per la responsabilità della specialità, ma come opportunità anche
per rendere la nostra comunità una comunità più frizzante, più responsabile, cioè realmente comunità con la C maiuscola, voglio dire. Quindi questo lavoro sul friulano, così come è stato fatto sullo sloveno, cioè, come spero venga fatto sempre più sul tedesco, anche se lì è una piccola comunità. Là però la Giunta sta investendo anche Stiamo investendo anche lì, abbiamo fatto la prima tavola rotonda con tutte le lingue minoritarie, anche per camminare di pari passo. Cioè un grande lavoro di una regione multilinguistica, e dove c'è il multilinguismo è scientificamente provato che le nuove generazioni, insomma, ecco, anche i ragazzi giovani che hanno davanti una città multilinguistica riescono a essere anche con la mente più aperta, più pronti anche ad affrontare le sfide che il futuro ci porrà davanti. Insomma. Ha parlato di ragazzi, famiglie, insomma questo è un momento storico, l'abbiamo detto prima, particolare. C'è stato il rimbalzo e adesso c'è il rischio di tornare giù, perché crisi energetica, difficoltà economiche, insomma non siamo proprio tranquilli. In questo senso vanno supportate le famiglie e soprattutto vanno create le nuove famiglie? Sì, diciamo che è chiaro che noi adesso dobbiamo aiutare questo rimbalzo che quando si consolida, dia le risposte alle esigenze che le famiglie hanno. Io penso all'aumento dell'inflazione, al caro mutui, il caro bollette. Su questo la Regione ha inserito gran parte delle proprie risorse proprio per questo obiettivo, aiutare le imprese, aiutare le famiglie ad affrontare queste difficoltà e a rendersi, per esempio, autosufficienti dal punto di vista della produzione di energia elettrica. Se pensiamo ai 100 milioni messi a disposizione per l'erezione di pannelli fotovoltaici nelle case delle famiglie e i 55 messi per le imprese per la autoproduzione di energia elettrica, questo vuol dire sganciarsi dal bisogno dei fossili. E su questo è chiaro che le imprese vengono sostenute e vanno avanti, però io l'ho sempre detto, non c'è una comunità regionale se non nascono bambini, cioè alla fine rischiamo, e noi siamo la regione tra le più basse dal punto di vista dell'aumento demografico in Italia, e l'Italia è tra le più basse in Europa, quindi c'è un problema, è un problema strutturale che bisogna combattere nel tempo, quindi non può essere trovata la soluzione immediata, con una serie di iniziative che devono essere di carattere culturale prima. Questa era la domanda che volevo farle, cioè è un problema culturale o un problema economico? Sicuramente un problema culturale, cioè nel senso che bisogna tornare in qualche modo a far sì che ci sia un messaggio, voglio dire... Ci sia la voglia di fare famiglia. Sì, ma voglio dire, proprio la finalità dell'uomo deve essere, no, dell'uomo, chi può, insomma, deve essere quella, insomma, sì, di garantire, diciamo così, un prosieguo della propria vita, no? Perché se nessuno fa figli la vita finisce. E quindi, cioè, tornare a e questo è un lavoro culturale, perché va fatto sul significato, voglio dire, diciamo, di qualche modo, di donarsi in qualche modo al futuro. E questo deve essere in qualche modo, diciamo, ristabilito, perché veniamo da anni nel quale invece sembra che invece di andare verso l'esterno, verso il futuro, ci si chiuda verso se stessi. Egoismo, tra virgolette. Cioè individualismo, no? Pensare di risolvere tutto attraverso un benessere personale che poi si esaurisce con la propria vita. E quindi anche il timore di dire... Chissà che futuro c'è, intanto mi godo la mia vita. E perfetto, e quindi non assumersi responsabilità anche. Fuggire dalle responsabilità. Allora questo è un problema culturale, cioè bisogna far tornare a questa idea, e poi è chiaro che a questo vanno affiancate scelte diciamo, economiche e legislative che sostengono. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo approvato anche questo nel 2022, la legge sulla famiglia, quindi una legge che inserisce per esempio la possibilità degli asili nido gratuiti per favorire le mamme, la dote famiglia, cioè una serie di risorse date fino al raggiungimento della maggiore età da parte dei ragazzi, il sostegno al trasporto pubblico con l'abbattimento dei costi degli autobus per chi va a scuola, c'è tutta una serie di iniziative, conciliare il lavoro delle madri con il lavoro... Gli asili, insomma, tutta una serie di iniziative che avranno sicuramente, non possiamo immaginare nel corso del prossimo anno, avranno una prospettiva che può essere misurata nel corso dei prossimi 5-10 anni, però insomma io credo che la scelta sia stata una scelta importante e corretta, una delle scelte che devo dire in questi 5 anni forse ha caratterizzato di più questo Consiglio regionale e questa amministrazione regionale. Abbiamo 2 minuti, io ho 2 domande, quindi le chiedo 2 risposte flash. La prima veramente flash, quote rosa, un'occasione persa o forse anche ingiusto rinchiudere le donne in un recinto, diciamo così?
Sì, diciamo, detta male, non sì, evitare polemiche. Ma... Sì, ma diciamo che probabilmente è stata un'occasione persa perché andava inserita in una legge elettorale più organica e credo che insomma sarà l'impegno per la prossima legislatura. Poi una riflessione su questo culturale va fatta, però insomma porterebbe via molto tempo, insomma. Però ecco, secondo me le donne devono essere considerate alla pari dell'uomo, punto. Sì, È la non, cosa... non dovrebbe essere una cosa imposta per legge. Cioè, Ecco, questo dico, volevo dire anche prima. lì culturalmente dobbiamo sforzarci perché questa cosa, questo divario sparisca E a diciamo tutti i che... livelli e bisogna assumersi tutti, cominciando da noi uomini, questa responsabilità e io credo di essermela assunta anche in questi anni. Ultimissima domanda, 1 minuto e mezzo, quindi dovrà essere molto sintetico. Cosa farà? Le chiedo di togliersi la giacca da Presidente del Consiglio regionale. Forza Italia in un momento particolare, un momento molto non difficile, però insomma un momento di ci sta dopo tanti anni ai vertici. Cosa farà Piero Mauro Zanin? Si presenterà, immagino, di nuovo alle elezioni? Ma l'idea è quella sicuramente, essendo il primo mandato, diciamo, di avere la possibilità di avere ancora un mandato per concretizzare anche tutta una serie di cose che abbiamo impostato. E quindi sicuramente all'interno della coalizione del centrodestra, oggi io sono un consigliere regionale di Forza Italia, è chiaro che nel percorso poi di costruzione di questa coalizione va anche tenuto in considerazione la novità che è la lista del Presidente. Su questo credo che insomma, sarà un ragionamento trasversale come abbiamo sempre fatto, perché bisogna dire che in questi 5 anni abbiamo sempre lavorato realmente in grande unità e credo che la gente l'abbia compreso che era una coalizione unita che ha lavorato per cercare di fare l'interesse dei propri cittadini e credo che su questo continueremo a farlo a prescindere dai ruoli che ognuno giocherà nel futuro. Quindi ancora tutte aperte le porte? Ancora sì. Ok, non andrà nel PD? Questo, no, ecco, centro-sinistra no, io ho grande stima di questa amministrazione, del Presidente, abbiamo lavorato bene e credo che insomma, si possa continuare a lavorare, poi ripeto non è funzionale al ruolo, poi ognuno giocherà in base al proprio ruolo, certo a me piacerebbe tornare in Consiglio regionale e poi, anche andare verso Piazza Unità dove c'è la Giunta, poi questo decideremo insieme, presto. Io credo di aver maturato una serie di competenze diciamo, nella mia carriera insomma, che mi possa consentire insomma, di essere abbastanza diciamo, disponibile a portare servizio ulteriore alla nostra comunità regionale come ho fatto tanto bisogna da vincere sindaco, le elezioni comunque, certo. Anche se i sondaggi dicono e poi bisogna vincere le elezioni e su questo credo sia un momento importante per capire se quello che abbiamo fatto era in linea o meno, perché a me piace molto, io sono uno che ha fatto 13-14 elezioni nella sua vita ed è un momento sempre straordinario perché è il momento nel quale ti misuri con la comunità per dire se quello che tu hai fatto è stato ben interpretato o no. Va bene, Presidente, in bocca al lupo per le elezioni, ovviamente chissà, magari ci vediamo fra un anno di nuovo in questo ufficio, magari. Vedremo. E intanto tanti auguri a voi, grazie per il lavoro che avete svolto come emittente, come gruppo editoriale, perché è importante anche far conoscere le cose e voglio fare gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo con grande speranza alle donne, agli uomini, alle imprese, alle società, alle comunità, di tutta questa straordinaria regione. Grazie Presidente, io ovviamente anch'io estendo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo soprattutto. A tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Telefriuli.